Ancora a Treviso, dove un angolo di città torna a vivere. Rinasce infatti sotto il cavia della stazione l'ex biglietteria degli autobus, abbandonata per oltre 10 anni, è stata recuperata da una rete di associazioni che promette di farne un centro per attività culturali. Maura Bertanzò. Stanze vuote, vittime dell'incuria, rifugio per anni di qualche senza tetto. Questo era a Treviso l'ex biglietteria della CTT, l'allora compagnia dei bus pubblici. Spazi tornati ora a nuova vita sotto il cavalcavia della stazione ferroviaria, grazie a Binario 1, rete di associazioni che si è aggiudicata il bando comunale per ristrutturare, ma soprattutto per rianimare questo angolo di città. Oggi ufficialmente finiscono i lavori, si inaugurano gli spazi di che cosa? Di Binario 1, che è il nuovo spazio sociale appunto che apre nella città di Treviso in quelli che erano gli stabili dell'ex sede della CTT. Quindi togliamo finalmente un altro prefisso ex da un contesto di Treviso e diventa quello che sarà, ovvero Binario 1, un luogo aperto, un luogo di creatività e dove chiunque abbia delle buone idee può realizzarle. Oltre 300 metri quadri rimessi a nuovo in 4 mesi, sotto le pareti tinteggiate di fresco sono stati rifatti da zero gli impianti fognari, elettrici e idraulici per una spesa di oltre 100.000 euro. A unire gli sforzi giovani e meno giovani, rete degli studenti medi, unione degli universitari, Libera, cittadinanza attiva, ma anche ANPI, Auser e il sindacato pensionati SPI, CGL. L'obiettivo, fare di Binario 1 un punto di appoggio per varie associazioni e uno spazio aperto per eventi e iniziative culturali. Un luogo di incontro per generazioni, questo assolutamente non è casuale che ci sia anche l'ANPI, no? E che il sindacato dei pensionati, lo SPI CGL, sia stato quello che in un qualche modo ha contribuito anche dal punto di vista economico maggiormente. Noi ci crediamo fortemente. Appuntamento allora per il 14 settembre con l'inaugurazione ufficiale e il calendario delle attività.